Lumini all'esterno e sul palcoscenico perfino una bara. L'ultimo DPCM decreta la morte del teatro, così domenica sera responsabili, attori e sostenitori del Teatro ai Colli di Padova si sono ritrovati per dare l'estremo, semiserio saluto all'amata arte, in quello che sembra davvero un ultimo atto. Eh, Pare di sì, anche se noi speriamo che non sia così, ma tutto lo fa pensare, perché questa seconda chiusura arriva dopo un periodo di sforzi economici e non solo, di adeguamenti che abbiamo fatto proprio in linea con le indicazioni che c'erano state date. I teatri chiudono e chiudono nonostante non siano in realtà luoghi di contagio, ma chiudono per motivi che non sono del tutto chiaro e nemmeno coerenti con altre scelte che sono state fatte in questo momento dal governo. La stagione 2020-21, iniziata il 16 ottobre con La Vedova Scaltra, era già tutta in calendario. Tra i nomi di richiamo Andrea Scanzi, Giacomo Poretti, Antonella Cuesta. Ai Colli di sicuro saltano le prossime due pièce. In questo momento il teatro è davvero agonizzante e spesso gli interventi comunque lasciano da parte i teatri privati come il nostro, in realtà che non sono spesso sostenute per intero e purtroppo la situazione è davvero tragica e aggiungo che al di là dei fondi c'è comunque un tema che porta avanti il mondo dello spettacolo, i lavoratori dello spettacolo, che è quello dell'amore per quello che fanno. Persone che sono in gran parte partite IVA. Il Teatro ai Colli è gestito da 5 anni da Peccenini e da Teatro Fuori Rotta. Gode di contributi del Comune e della Regione e di pochissimi aiuti dal Ministero. Quel Ministero che prima ai teatri ha dato regole precise per l'ingresso del pubblico in sicurezza e poi li ha fermati perché ritenuti luoghi di contagio. Noi vogliamo pensare e sperare che ci sia ancora tempo per tornare indietro su queste scelte. Al di là di quello che si deciderà, il teatro ha comunque in questo momento avuto la prova che negli ultimi anni ci si era dimenticati di lui per troppo a lungo e speriamo davvero che cambi qualcosa e che cambi in modo definitivo.